più interessanti. Allora, per quanto riguarda la zona delle Dolomiti Friulane del parco, i colpevoli sono dinosauri, no? Quindi sono elementi anche significativi. È un po' curioso immaginarsi che in questo momento noi sappiamo esistere almeno una decina di siti e impronte in tutto il territorio del Parco delle Dolomiti, ma fondamentalmente solo poco più di 10 anni fa c'è stata la prima segnalazione, per di più da un professore di Padova che era qui, proprio sul masso di Casera Casavento. È un'impronta tridattila, poi se ne riconosce un'altra metà, quindi sono dei dinosauri teropodi, quelli che, per darvi un'idea, sono tendenzialmente carnivori, sono dei predatori. E alla fine, all'interno dell'intero settore delle Dolomiti Friulane, una decina di siti hanno restituito impronte di dinosauri, alcune anche molto grandi. Ma quello che vediamo adesso, per esempio, è un altro sito di enorme interesse, perché siamo un po' più a nord e un po' più a oriente, siamo nella Valdogna, dove sono state trovate prima delle piste di rettili, non sono dei dinosauri, sono dei rettili simili a dei coccodrilli, per darvi un'idea, non sono proprio coccodrilli, ma coccodrillomorfi in qualche maniera. E accanto a queste impronte, pochi anni dopo, a pochi metri di distanza, un sito con dei buchi che dopo un po' di studi dettagliati sono stati definiti come nidi di questi rettili, quindi un ritrovamento che non ha probabilmente pari al mondo. Ci sono 2 siti a nidi, ma non così importanti e così ben conservati, anche se il fiume ha agito più volte ultimamente, coprendo, asportando una parte, il torrente è molto attivo, sì, anche no? piove abbastanza. E quindi lascia il suo segno. L'ultima annotazione possiamo farla su un altro sito di enorme interesse, sempre a impronte, che è quello del Colle di Osopo. Eccolo qui, lo stiamo vedendo. Sì, ne abbiamo accennato durante la puntata dedicata al Colle. Ci sono delle impronte anche lì, vero? Sono impronte di mammiferi. In sostanza ci sono 3 gruppi di piccoli cavalli, di equidi, di Iparion, che passano, e accanto probabilmente un cervide e un rinoceronte. Eccoli qua. Quanto indietro ricostruiti. Qua non siamo tanto indietro, qua siamo circa 5 milioni di anni fa, siamo nel Miocene. Ecco una delle impronte cui facevamo cenno adesso. E devo dire che anche questo è un sito di un enorme interesse a livello mondiale, quindi siamo fortunati da questo punto di vista.